Rosario Crocetta frena sulle dichiarazioni di ieri in conferenza stampa in cui parlava di governo del presidente senza partiti. Non intendo rompere col mio partito e ritengo che non sia in atto alcuna rottura. Probabilmente la nomina dei manager della sanità ha creato qualche fibrillazione, ma io non ho mai detto che farò un governo del presidente senza partiti o addirittura contro. La mia intenzione è accelerare la discussione perché non può essere infinita. Una precisazione che il governatore della Sicilia ha fatto nella tarda serata di ieri, sostenendo che qualcuno ha malinterpretato le dichiarazioni fatte in conferenza stampa. Penso che debba essere confermato il rapporto con le forze che hanno sostenuto la mia candidatura, ovvero PD, UDC e Megafono, e con quelle che hanno appoggiato il governo nel corso della legislatura, aggiunge Crocetta. Io sono ottimista. E dal segretario regionale del PD Fausto Raciti la presa d'atto della sostanziale smentita del presidente della regione Crocetta rispetto alle dichiarazioni fatte ieri. Attendo ora, dice Raciti, la convocazione del tavolo di coalizione per lanciare il governo nuovo.